Euroregione.news. Legge 215/2021. Salute e sicurezza sul lavoro. L'unico evento in presenza in Friuli Venezia Giulia sulle ultimissime novità in materia di responsabilità, con l'avvocato Giulio Mosetti e il dottor Paolo Grossa tra i relatori del primo incontro. L'evento nasce da un'iniziativa, come spesso accade, anche quasi casuale, nel senso che io e Paolo collaboriamo in diverse aziende in cui lui svolge l'attività appunto di responsabile della sicurezza e si occupa di tutta quella materia negli ambiti più tecnici. Io mi occupo di gestione di modelli organizzativi che fanno il pari quindi con la gestione della sicurezza, e quindi abbiamo condiviso un percorso che è un progetto volto a dare consapevolezza, viste le nuove normative che avanzano nell'ambito della safety all'interno delle aziende. Quindi per questa ragione abbiamo costruito questo percorso che è sfociato, diciamo, nel primo, a questo punto possiamo dirlo, degli eventi, l'evento appunto in cui abbiamo affrontato il tema con un convegno, non convegno, nel senso un po' diverso dalle regole, è stata una chiacchierata, e quindi questo è un po' stato l'obiettivo ed è l'obiettivo dell'iniziativa. L'incontro che abbiamo costruito e sviluppato nella cantina Castelvecchio ha avuto un successo anche oltre le attese. Eravamo partiti con l'intento di costruirlo e di proporlo e di condividerlo con una quarantina di persone. Siamo arrivati ad oltre 62 persone in sala, e quindi da qui la seconda edizione che stiamo costruendo. Molto probabilmente sarà il 30 di marzo, possiamo dirlo adesso in esclusiva, direi, per tutte quelle aziende a cui purtroppo abbiamo dovuto dire di no per motivi di spazio, e con cui riconfezioneremo lo stesso incontro ma con una modalità leggermente diversa, proprio per non renderlo una replica sotto tutti i punti di vista. L'incontro ha avuto un buonissimo successo, direi, e soprattutto con l'interscambio che abbiamo avuto poi nella bicchierata finale abbiamo avuto modo di apprezzare e di raccogliere ulteriori suggerimenti anche da parte dei partecipanti, che ci serviranno per costruire anche il secondo incontro. Durante l'incontro abbiamo avuto modo di apprezzare quelli che sono i cambiamenti più significativi della normativa in campo sicurezza che si stanno affacciando un po' sull'aspetto legislativo, e abbiamo capito come il ruolo della consapevolezza e del cambio culturale sia alla base di quello che il legislatore vuole come normativa, come nuova normativa che sposa poi tutti quelli che sono i principi del nostro progetto, ovvero quello legale, quello comunicativo e anche di psicologico, se vogliamo, e anche l'aspetto tecnico. Tre ambiti completamente diversi, ad uno sguardo un attimino più alto, ma nel guardare bene la tematica quanto mai vicini in questo momento. Per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.